Al via il corso di formazione, interventi di prevenzione e cura della violenza in genere. Oggi la prima lezione. Ha detto bene, dobbiamo soprattutto prevenire che avvengano questi eventi spiacevoli e quindi diffondere la cultura sia della non violenza sia anche dei mezzi di contenimento della violenza. Noi abbiamo come azienda sanitaria il compito di attuare soprattutto la prevenzione. Prevenzione che, come sappiamo bene, si esplica in 3 fasi. La prima fase, che è la prevenzione primaria, dove si deve impedire che avvenga l'evento; la seconda fase, che è la prevenzione secondaria, in cui l'evento avverso è già avvenuto ma si devono e si possono prevenire le complicanze; la terza fase, che purtroppo è la prevenzione nella fase più tardiva, cioè quando siamo di fronte alle complicanze. Ecco, noi dobbiamo cercare di agire in prima fase, cioè di evitare che l'evento avvenga. Ecco perché è importante la cultura non solo della denunzia, perché questo avviene successivamente. Purtroppo ci troviamo ad arginare fenomeni già esplicitati, già emersi, ma noi dobbiamo evitare che il fenomeno si realizzi. Noi dobbiamo quindi infondere la cultura della non violenza, ma già in ambito scolare, perché è opportuno che in corso di formazione dei futuri soggetti adulti noi abbiamo già inculcati determinati principi che altrimenti poi diventa difficile correggere. Quindi la coscienza, la consapevolezza delle condotte corrette, perché poi ci troviamo qui a valutare e a sanzionare quando, ecco perché gli stakeholders purtroppo sono anche gli organi giudiziari, sono anche gli organi di tutela dell'ordine, ci troviamo ad arginare fenomeni già esplosi. Questo pomeriggio si è tenuto il primo inizia il primo corso di formazione sulla violenza di genere. Quest'oggi abbiamo le docenti di 2 istituti comprensivi della nostra città di Agrigento, precisamente la Montessori e l'Anna Frank, e inizia il ciclo di corsi. Questo ciclo di corsi che finirà molto probabilmente a febbraio 2019. Perché questi tanti corsi? Proprio perché vogliamo che più persone frequentino i corsi, proprio per creare rete. Fare rete tra operatori significa anche lavorare insieme con l'obiettivo comune di aiutare le donne vittime di violenza, aiutare i bambini vittime di violenza assistita. I corsi saranno aperti e sono aperti a ogni tipo di professionalità. Oggi ci sono le docenti, ci saranno gli avvocati, le assistenti sociali, operatori sociali in generale, proprio perché ognuno con le proprie professionalità si confronta sempre, ogni giorno, con le donne vittime di violenza, con le donne mamme di bambini vittime di violenza assistita. Lavorare insieme, condividere le prassi operative per poter arrivare all'obiettivo finale, che è quello di prevenire e contrastare la violenza nella nostra provincia.